Stasera siamo state riunite attorno a una tavola rotonda virtuale in una modalità mista, alcuni in presenza, alcuni a distanza, per parlare della Scuola delle Meraviglie. Fondamentalmente abbiamo cercato di raccontare le nostre scuole, le scuole del nostro territorio, il terzo istituto comprensivo di Giarre, l'istituto comprensivo Giovanni XXIII di Acireale, rispettivamente retto da Rossana Maletta e Alfina Bertè, la nostra scuola, la scuola di Santa Venerina, perché siamo scuole in rete che lavoriamo secondo alcuni principi, portando avanti alcuni principi pedagogici sui quali noi impostiamo tutta la didattica e le azioni didattiche delle nostre scuole, e abbiamo interloquito con l'Università di Catania, in particolar modo con la professoressa Maria Tomarchio, la professoressa Gabriella D'Aprile e la professoressa Sagone, sia per affrontare gli aspetti dell'educazione dal punto di vista pedagogico, ma anche per affrontare gli aspetti dell'apprendimento dal punto di vista psicologico. Perché abbiamo voluto fare questo? Abbiamo voluto mettere insieme le nostre esperienze e raccontarci per cercare di creare dei ponti affinché da domani si possano costruire percorsi comuni tra la scuola e l'università. In particolar modo poi abbiamo anche presentato un'esperienza della nostra scuola che ci vede in questo momento coinvolti all'interno di un grande progetto, di un grande contenitore, di un progetto che si chiama L'ora di lezione non basta, e abbiamo presentato, grazie alla partecipazione e alla collaborazione della pedagogista dottoressa Milena Viani, l'esperienza dell'aula errante. La pedagogista Milena Viani ha ideato lo zaibanco, che è una sorta di tavoletta di legno che i nostri bambini possono utilizzare quando fanno didattica all'aperto e quando si muovono nel territorio, perché anche l'ambiente esterno è ambiente di apprendimento. Questo progetto, dentro il macro contenitore dell'ora di lezione non basta, ha visto Milena Viani protagonista della fase dell'ideazione, della progettazione, fino alla fase della realizzazione, anche in collaborazione di artigiani locali, e poi della formazione dei docenti. La nostra scuola è una scuola che si basa su un modello pedagogico fondamentale che abbiamo scelto come punto di riferimento, che è il modello senza zaino, che si basa su 3 principi fondamentali: ospitalità, autonomia, responsabilità e accoglienza. Crediamo fortemente nello spirito dell'apprendimento cooperativo, ed è per questo motivo che il modello pedagogico riusciamo con tanto sforzo e tanto impegno a tradurlo nella pratica quotidiana.